fenomeno ecomafioso, c'è da, diciamo, riflettere sul fatto che mentre abbiamo molti dati, molte informazioni specifiche su situazioni, settori, operatori, probabilmente ci manca forse qualcosa che ci aiuti a spiegare come mai sia possibile questa pervasività del fenomeno. Da voi è stata spiegata essenzialmente, giustamente condivido, sul fatto che ci sono dei caratteri o tratti dell'ordinamento, diciamo nel mondo delle istituzioni, le politiche pubbliche, le regolazioni, che in fondo favoriscono in qualche modo, comunque non ostacolano sufficientemente questa pervasività del fenomeno criminoso. Magari anche legislazioni introdotte con buone intenzioni finiscono poi per funzionare al contrario, e poi nascono tutti i paradossi e le incongruenze che sono stati adesso anche descritti. Quindi da un lato sembra che ci sia qualcosa nel modo stesso con cui istituzioni, regole, leggi si rapportano al fenomeno che finisce per alimentarlo. Bisogna capire meglio più in dettaglio che cosa effettivamente nell'ordinamento, invece di funzionare nel senso riduttivo, finisce per funzionare nel senso moltiplicativo contro le migliori intenzioni. Questo però d'altra parte collide un po' invece con l'immagine che per un altro verso si ha anche dalla stampa, un po' così, cioè l'immagine diciamo dell'attività di contrasto. Nell'insieme si aveva l'impressione che in fondo il numero di amministrazioni locali, forse soprattutto, ma anche i pezzi dell'apparato dello Stato che cercano di contrastare con efficacia il fenomeno siano nel tempo andato aumentando e non diminuendo. In fondo ci sono comuni virtuosi, ci sono pratiche buone, diffuse, ci sono anche situazioni da quasi disperate come quella della regione Campania, per esempio. Quindi è molto strano che questa valutazione, che è molto difficile, cioè che da un lato l'insieme dell'ordinamento non sembra essere in grado di contrastare efficacemente il fenomeno, naturalmente al di là di ciò che possono poi avere intenzione di fare effettivamente gli operatori del settore. D'altra parte ci sono tante anche buoni esempi al contrario. Allora, per tirare un primo bilancio si vedrebbe questo, che bisognerebbe esaminare con più attenzione cosa la vita delle nostre istituzioni facilita così tanto la pervasività del fenomeno. E d'altra parte come si riesce invece a spiegare il fatto che qui e là ci siano delle isole di resistenza e di buone pratiche. È una cosa quasi misteriosa. Tra l'altro questa isola di resistenza, chiamiamole così, sono diffuse anche al sud, per esempio, dove in genere noi continuiamo ad avere un'immagine molto negativa e generica di una situazione ampiamente degradata e sostanzialmente irrecuperabile. Anche in quei casi ci sono delle eccezioni che non riusciamo a capire da dove vengono. Sì, in genere erano obbligati, il caso del Cilento, qui viene a proposito il sindaco eroe, per modo che si oppone direttamente a poteri criminali, poi finisce male, diciamo così, no? Ma non credo che questa sia l'unica spiegazione possibile. Ci deve essere qualcosa di più strutturale, di più sociale, di più culturale. E lascio però questa questione sospesa perché al momento effettivamente non avrebbe una risposta. Per un altro verso appare, quello che si è descritto, documentato molto bene, il fatto che il sistema delle imprese, diciamo, i famosi mercati, se la trovano bene nel rapporto con questa attività criminale, nel senso che è un'opportunità addirittura nella crisi inaspettata, molto golosa. È un modo per fare profitti dove non ci sarebbero, è un modo per abbattere i costi dove altrimenti i costi sarebbero alti. E poi c'è forse la vaga sensazione, non nervosità, perché in fondo la violazione di queste regole in fondo è una bagianata, diciamo la verità. Queste regole sono molto costose per le imprese, ma che le devono rispettare, quando non rispettando si possono fare così tanti soldi. Anche a prescindere dal ruolo delle organizzazioni criminali, che in qualche modo in questo tipo di analisi dovrebbe arrivare dopo. Cioè, mi devo spiegare il comportamento di un operatore normale, che è abituato a rispettare le regole e a un certo punto trova degli incentivi, delle ragioni, delle giustificazioni, per non rispettarle più. Trova delle opportunità di fare degli affari inaspettati, come alcuni dei casi che avete anche descritto. E quindi
È questa figura che devo capire meglio, non la criminalità organizzata che è ampiamente chiara, spiegabilissima e ha una sua logica. Naturalmente questi due mondi poi nella descrizione ancora dai contenuti troppo separati, invece quello che diciamo pervasivo è il fatto che ciò che è criminale penetra a macchia d'olio in ciò che inizialmente non lo era, e questa penetrazione che vi devo spiegare. E allora vengono fuori qual è la cultura d'impresa, qual è l'etica dell'impresa, qual è l'etica professionale di tutti quei filiali che sono intermedi in questi affari, senza i quali non si potrebbero fare questi affari. Quindi il ruolo principale dei professionisti nella nuova criminalità è assolutamente fondamentale. E come mai i nostri professionisti, che sono così tanti, così numerosi, così ampiamente sfornati dalle nostre università, sono così pronti a farsi invadere da questa nuova cultura dell'illegalità? Ma non è una cosa che si possa immediatamente ammettere, perché non è una cosa che in altri paesi si sono problemi di questa direzione. Chiaro, ovunque c'è corruzione, ovunque si fanno, insomma, basta vedere in film americani come funziona il mondo, no? Non è che ci dobbiamo immaginare che qui deve esserci il paradiso, però fatto che da noi questi ruoli centrali, sociali, diciamo di tipo professionale, hanno assunto un ruolo così centrale nel fenomeno che chiamiamo pervasività, cioè la penetrazione dei comportamenti criminali in ambienti che inizialmente non lo erano, è una cosa che richiede ancora una spiegazione. Quindi deve risalire a delle radici molto anche lontane, il modo della formazione, l'origine sociale di questi, la deontologia professionale bassissima della maggior parte di questi ruoli professionali. Sì, so che questi qua organizzati in ordini si offendono sempre. Mi ricordo una presentazione a Roma di un libro di Atletico Didario, insegna qui anziata linguaggio, proprio sul ruolo dei professionisti nella criminalità. Molti dei professionisti presenti si sono ribellati, dicevano: ma come no, avvocati, commercialisti, non stanno guardando male, cosa dici? Invece sappiamo un po' delle cronache che c'è poco da dire, proprio così. Quindi queste sono domande che non hanno ancora una risposta precisa. Come mai è così facile che succeda lo stesso? Diciamo, probabilmente la cosa più grande sarebbe questa: ma guarda, è un modo così facile di fare soldi rispetto al resto, che è molto difficile fare soldi col resto. Allora, questo potrebbe spiegare tutto, ma non credo che questa sia una spiegazione sufficiente. Quindi qui c'è molto ancora margine, credo, di analisi. Infine c'è da considerare il fatto che nel senso comune, in fondo, violare le regole è abbastanza accettato. La vita quotidiana si svolge essenzialmente nella forma di violazione di regole, cominciare da quella della buona educazione sul salario. Ovviamente questo è il mondo, funziona così ovunque, non è che l'Italia sia un'eccezione da questo punto di vista. Solo che i danni che questo comportamento infligge al contesto e nel caso italiano risultano particolarmente gravi, forse anche per il fatto che da noi c'era già la presenza storica di organizzazioni criminali, c'era un basso tasso di civismo e tante altre ragioni che si possono evocare. Ma di fatto che noi forse abbiamo i danni maggiori come società, come sistema Italia, come si dice, dal fatto che questa pervasiva violazione di regole è diventata senso comune sostanzialmente. No? Io dico sempre, so che è una metafora così un po' banale, il fatto che siamo tutti abituati a parcheggiare in seconda o anche in terza fila a Roma perlomeno, ci abitua a pensare che le regole sono un'opzione. Poi la regola per l'attore è sempre un vincolo, quindi implicitamente un costo, a meno che l'attore non lo riconosca invece nella regola un modo per dei comportamenti più virtuosi. Ad esempio per l'impresa la regola è sì un costo, ma è anche un incentivo all'innovazione, dipende come la prende, insomma, no? Quindi dipende molto dalla cultura dell'impresa in questo caso. Le imprese poi si lagnano, nel caso particolare, e che appaiono come vittime, ma sono anche carnefici in questo complesso di imprese. Così come lo siamo noi come normali cittadini. In fondo ci lamentiamo del caos urbano, per esempio, ma siamo poi i principali produttori di questo caos. No? Adesso, quando noi abbiamo un problema con la pubblica amministrazione locale, il primo istinto che abbiamo è di vedere se c'è un modo di accedere svicolando qualche accesso, anche senza arrivare alla corruzione. Non è che sono delle piccole modalità di accesso, diciamo, non informale, diciamo così, che ti permettono di risolvere il tuo problema. Allora ti chiedo, il fatto che sia così diffuso tra i cittadini stessi l'idea che in fondo le regole sono una palla pesante al piede, no? La maggior parte delle regole perlomeno,
E in effetti molte delle regole sono anche irrazionali, sai, il fisco resta un fisco non dal volto umano, comunque, per citare il caso più estremo. Però tutti siamo convinti che in fondo un po' di violazione delle regole fa pure bene. Nella cultura di impresa questa idea è molto diffusa, cioè l'idea che insomma dai, sì, è stato di lavoro, un po' di lavoro nero, un po' di cose grigie, insomma, no, fatto un po' di evasione, un po' di illusione, perché lì poi in fondo è giustificato perché serve delle impine imprese. Dice, se, ti dicono, se non invado un po', più devo chiudere, non so se è vero, credo che non sia vero dal punto di vista statistico, però è un argomento che è molto utilizzato, comunque effettuato. Considerando che l'ordinamento ha molte aporie, molte contraddizioni, il caso corruzione, il caso forse estremo, oppure il falso bilancio, di altre cose di questo genere, no? Quindi da un lato abbiamo il fatto che non abbiamo gli strumenti, sono detto da molti qui, adeguati per controbattere. Quindi quello che si fa di contrasto è una cosa che ha molto da un lato del volontarismo, del verità in un certo senso, comunque dell'occasionale. Cioè si vincono molte battaglie e si tende a perdere la guerra, no? Nel caso della mafia, che è più storicizzata come fatto, questo lo si capisce molto bene. Sono tanti anni che vinciamo battaglie contro la mafia, però non è che questi poteri siano stati, dico, decostruiti, limitati, ricondizionati, no. Quindi la guerra certamente è di lunga lega, che sia possibile vincerla con le istituzioni, con le regole, con l'ordinamento e con le culture che abbiamo è molto duro. Che non significa naturalmente demotivare gli attori volenterosi che qui hanno anche documentato la loro attività nel cercare di contrastare. Guarda che il contrasto è molto limitato, è limitato per la sua natura rispetto all'entità del fenomeno che è in crescita, come è stato documentato. Quindi uno vorrebbe spostarsi allora alle radici del fenomeno. Io ho posto alcune domande proprio su questo aspetto qua. Certamente ci sono dei fatti culturali di base che non possono essere trasformati in breve periodo. C'è un ruolo fondamentale della formazione, anche banalmente direi della formazione scolastica, che ovviamente se non avviene lì un po' di trasmissione di civismo non so dove possa avvenire, certo non nelle famiglie. Le famiglie sono molto opportuniste nel rapporto con le regole e trasmettono questo opportunismo ai figli. Fatti furbo è il primo messaggio che si dà ai figli a scuola. Ci sono dei libri che documentano il ruolo educativo del copiare e del lasciare copiare i compiti a scuola, no? È uscito da un bambino recentemente, fa capire come le regole insomma si smussano già fin dall'origine. Quindi è molto importante che i processi formativi assumano il compito di non so come, perché è un compito difficilissimo, un lavoro di Sisifo naturalmente, di trasferire l'idea che le regole sono importanti, che una società complessa senza regole condivise non può funzionare e non andiamo da nessuna parte senza queste regole. D'altra parte bisogna diminuire le occasioni di tentazione, diciamo così, no? E qui è più complicato perché parliamo di soldi sporchi, tutto quello che ha detto lui sulla quantità di soldi che sono disponibili alle organizzazioni criminali, ed è estremamente difficile anche semplicemente dire no. E come fa un sindaco a dire no? Veramente io non lo capisco come fare a dire no. L'hai detto anche tu, cioè veramente la tentazione è fortissima. Se fossi sindaco direi vediamo, mettiamoci d'accordo, diciamo. Quindi finisco subito dicendo questo lavoro di lunga lega però ha anche un punto di forza possibile nel lavoro che avete fatto voi. Una cosa estremamente importante, resto proprio gli operatori anche che hanno confermato oggi pomeriggio, di sapere come stanno le cose, sapere esattamente come stanno le cose, le filiere ci sono, non ci sono, quello che c'è dietro, diciamo. Sapere, documentarlo e comunicarlo naturalmente. Illuminare un po' l'opinione pubblica sull'utilizzazione di queste cose, perché in fondo noi come singolo apro il giornale, c'è uno scandalo, oppure c'è anche l'episodio positivo di contratto, hanno preso 30 camorristi, che bene, ma ce ne sono altri 3.000 fuori, non si capisce bene cosa stiamo facendo, di cosa stiamo parlando effettivamente, no? O ci sono 30.000 giovani disoccupati a Napoli che sono in allenamento per diventare camorristi, no? Allora, diciamo, comunicare, sapere, comunicare questo sapere, comunicare molto alle istituzioni, quello che qui in merito si fa in quella, diciamo adesso,
quella rete tra istituzioni che permette di rendere più efficace il lavoro di contrasto, sembra una cosa molto positiva. Queste sono le piccole cose che si possono fare. Certamente poi ci sono le grandi cose che riguardano la riforma dell'ordinamento, no? Vabbè, le cose che riguardano le imprese, la corruzione, e mille altre cose di questo genere, che hanno però, come sappiamo, degli effetti poi di questi a distanza, non è che immediatamente possono cambiare lo stato delle cose. Molto forse anche diventa importante il problema della deontologia professionale, dell'etica pubblica in generale, che è un fenomeno estremamente trascurato e sottovalutato. Fa un enorme piacere sentire parlare qui oggi pomeriggio dei funzionari pubblici che parlano un linguaggio che potrebbe parlare, adesso sì, lo dico per il loro movimento, un filosofo dietro, cioè di persone che sono coerenti, sono motivate, ci credono in quello che fanno, ci vuole più di questa gente, ma come li produciamo? Certamente non con la scuola superiore di pubblica amministrazione, questo è il problema, no? Provo scenariamente forse più che altre regioni dovete militari, perché questi sono veramente i patrimoni importanti. L'opinione pubblica è molto importante, secondo me è molto disorientata. Molto anche vede questi fenomeni come una cosa che non la riguarda direttamente. Invece, come ci vado a documentare io, c'è un continuo tra le sregolazioni quotidiane e la violazione sistematica di norme fondamentali e infine l'organizzarsi per fare attività criminali. C'è un filo sottile che lega queste cose che va spezzato. Va spezzato e qui ci vuole cultura civica, ci vuole cultura politica, non ci sono partecipazioni, non ci sono molte cose da inventarsi. Tanto che di queste cose ce n'è effettivamente troppo poco, o quelli che ci sono hanno un impatto in termini di efficacia troppo basso rispetto a ciò che è necessario per un fenomeno che è in così potente espansione. Quindi un enorme compito sia cognitivo che operativo che educativo formativo, che è veramente il compito della prossima generazione, perché credo che l'Italia è stata caratterizzata negli ultimi decenni da un'enorme espansione non solo delle attività criminali organizzate, ma dalle sregolazioni più violente anche nella vita civile quotidiana, e questo ha trasformato la nostra società in un modo che potrebbe anche essere considerato abbastanza irreversibile per molti aspetti. Per esempio le città, che sono diventate, le grandi città, non le medie, che hanno un'altra logica. È molto difficile intervenire, non ci sono le risorse, non ci sono le competenze, forse non c'è nemmeno la voglia, forse non c'è nemmeno la voglia di farlo. Quindi questo, il territorio che presidiate voi, è delicatissimo, prezioso ed è una risorsa anche per tutto il resto. Quindi con queste parole vorrei incoraggiare, se è possibile, continuare a esplorare il campo che è molto complesso, c'è anche di retroterra, di retroscena forse meno visibili ma altrettanto importanti, quelli che sono stati ovviamente documentati, e quindi c'è del lavoro a fare. Grazie.